A questo punto decida il sindaco, decidono gli amministratori, decidono chi vogliono, ma decidete dove dobbiamo andare. Gianfranco Migliorini si è autoproclamato il portavoce dei balordi. Ci scherza, ma dice chiaramente di non essere più disponibile a questi attacchi e a queste etichette. Noi non possiamo scomparire, spiega al nostro microfono. L'obiettivo è quello di dare meno fastidio possibile alla comunità, ma esistiamo. Siamo disposti, ripeto, come ho già detto in altre interviste, a un colloquio su un tavolino tranquillamente a chiacchierare. Vedo che non ci è stato detto niente da nessuno. Chiedono un confronto, un incontro, chiedono di essere ascoltati, di portare le loro opinioni e la loro voce all'amministrazione comunale. A me gli assistenti sociali, i vari sindaci che si sono succeduti, non mi hanno mai aiutato. Ho sempre lavorato, ho fatto i miei errori nella vita, ho pagato per i miei errori, sono una persona libera e sana. Io ho 27 anni di lavoro alle spalle, c'è gente che ne ha altrettanti come un mio amico qui a fianco, c'è gente in pensione per delle invalidità e allora io dico, invece che fare la guerra, perché non ci veniamo incontro? Un appello, insomma, che potrebbe permettere di trovare un nuovo equilibrio. E andiamo al parco, ma sarà un diritto di tutti, è un parco pubblico. Un tema che va affrontato anche per dare una risposta ai tanti residenti del quartiere Nuova Firenze che spesso hanno puntato il dito contro il degrado e l'incuria.